Reduci dalla conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri all'esterno dell'Allianz Stadium, adesso siamo proprio nella zona in cui poi i pullman entreranno, quindi anche il pullman del Napoli, il pullman della Juve domani sera, a breve ve le mostrerò anche da vicino le immagini. Qui dall'esterno dello stadium appunto ha parlato Allegri, si è detto molto carico in vista di domani, crede che il Napoli sarà una squadra molto agguerrita e che tenterà il tutto per tutto, o comunque tenterà di vincere assolutamente, anche perché il campionato deve essere chiuso da parte degli azzurri. Ha già detto che il Napoli ha vinto lo scudetto, ha ucciso il campionato, queste testuali parole di Allegri, che ha detto che tornerà al 3-5-2, quindi la difesa a 3 con Bremer che potrebbe essere recuperato. Per quanto riguarda invece il resto della formazione, ha detto che Vlahovic non è assolutamente preoccupato, anzi oggi l'ha visto molto bene in allenamento. Teme per quanto riguarda gli azzurri la voglia di rivalsa dopo l'eliminazione in Champions League e soprattutto crede che per il Napoli e per i tifosi del Napoli la gara contro la Juve è sempre molto molto importante ed è una gara sempre a sé. Per quanto riguarda la domanda appunto che abbiamo posto, se ci fosse un giocatore che lui toglierebbe al Napoli, ha detto di no perché già ci ha pensato il Napoli stesso a togliersene qualcuno grazie agli infortuni o comunque a causa degli infortuni. Ovviamente Mario Rui, Politano, Rachmani, tutti out per la sfida contro la Juve, ovviamente per i primi due, per Politano e Mario Rui, la situazione è anche ben più delicata. Adesso vi mostrerò poi l'ingresso, quello che sarà dei pullman. I tifosi del Napoli invece saranno alle spalle qui di questa zona, quindi dal lato completamente opposto dello stadio, e saranno oltre 2000. Dallo stadium quindi è tutto, adesso vi mostro le immagini poi dell'ingresso dei pullman. Da Marco Lombardi è tutto e non ci resta poi che assistere a Juve-Napoli. E a chiudere questo servizio all'esterno dell'Allianz Stadium vi ribadisco che questo sarà l'ingresso dove domani il pullman del Napoli e anche il pullman della Juventus faranno il loro ingresso appunto verso lo stadio, nella zona proprio della tribuna centrale, e questa è tutta la struttura appunto dello stadio di Torino, l'Allianz Stadium. Questo è l'ingresso, il gate A, vedete. E a chiudere questo servizio all'esterno dell'Allianz Stadium vi ribadisco che questo sarà l'ingresso dove domani il pullman del Napoli e anche il pullman della Juventus faranno il loro ingresso appunto verso lo stadio, nella zona proprio della tribuna centrale, e questa è tutta la struttura appunto dello stadio di Torino, l'Allianz Stadium. Questo è l'ingresso, il gate A, vedete.